Quanti anni? 6 sabato. Complimenti, da 6 anni. Intendi portare a termine questo fidanzamento, cioè intendi andare al matrimonio? Sì, abbiamo già fissato la data. Ah, auguri. Grazie. Ascolta, che cosa ne pensi tu del matrimonio? Beh, secondo me deve essere visto non come il punto di arrivo di una coppia, ma come il punto di partenza di una nuova avventura. Credi nell'amore eterno? Sì, sì. Credi anche nel colpo di fulmine, ossia amore a prima vista? E diciamo che proprio amore a prima vista non tanto, però che scatta qualcosa a prima vista sì. Ci credi? Sì, sì. Secondo te in un rapporto di coppia che cosa è importante per continuare? Prima di tutto avere fiducia e essere sinceri. E poi insomma si deve andare d'accordo su parecchie cose. Certo. A proposito di sincerità, tu pensi che in un rapporto di coppia la bugia sia, diciamo, ammessa oppure ci deve essere solo ed esclusivamente verità? Beh, la verità al 100% diciamo che non è facile, non è facile, però le bugie dette a fin di bene secondo me non fanno tanto male. Fanno addirittura rafforzare il rapporto, giusto? Sì, sì. Ascolta, dopo hai detto 6 anni che sei fidanzata, sì. Dopo 6 anni che sei fidanzata col tuo ragazzo, e praticamente faresti ancora una pazzia per lui? Le faccio continuamente. Sì, sì, sicuramente. Va bene Gilla, complimenti. Grazie. Ciao Gitta, in bocca al lupo, auguri. Crepi, arrivederci. Stranamore siciliano, faccio un'intervista. Va bene. Come ti chiami? Floriana, Quanti anni hai? quasi 17. Cerchi la tua anima gemella o sei fidanzata? Ah, sono fidanzata. Da quanti anni? No, anni ancora no, una settimana. E che cosa ne pensi dell'amore? Niente. Che cos'è per te l'amore? Una cosa bella, una cosa meravigliosa? Una cosa meravigliosa. Sei innamorata del tuo ragazzo? Sì, certo. Lo vogliamo far vedere? Faresti mai una pazzia per lui? Sì, certo. E che tipo di pazzia faresti? Ammazzerei. Mi ammazzerei. Ti ammazzeresti? Consigliere. E cosa ne pensi della gelosia? Sei gelosa? Sì, abbastanza. E che cosa ne pensi? È una cosa giusta. Quindi in un rapporto ci deve essere la gelosia anche. Sì, certo. Oh. Pensa c'è questo bel ragazzo che vuole essere. Ciao, come ti chiami? Io Maria Luisa, Quanti anni hai? quasi 17. Sei fidanzato o sei single? No, sono single. E cerchi la tua anima gemella? Boh. Sì. Come dovrebbe essere la tua anima gemella? Cioè, non tanto bello né tanto brutto. No, Quindi Comunque di più bello deve essere. deve essere biondo, bruno. Come mi viene, mi viene. Quindi ti piace, è bello ciò che piace, ti piace anche se credi nell'amore a prima vista? Sì. No. Ma che no, io sì, la credo. Che dici? E nell'amore eterno? No, amore eterno no. Sei gelosa? Io sì. E che cosa ne pensi della gelosia? Boh. Da boh. Per te in un rapporto la gelosia deve essere fondamentale oppure deve essere poco e poco? Poco a poco. Quindi ci deve essere soprattutto la verità. Sì. Hai mai avuto una delusione? Sì. E che tipo di delusione hai avuto? Che mi facevano le corna questo discorso. Mi dispiace. Grazie. È l'unica cosa. Faresti, se fossi fidanzata, faresti una pazzia per il tuo ragazzo? Portarlo a letto. No. Ok, ciao. Ciao, piacere. Piacere Maria. Noi siamo di Stranamore Siciliano, ma è un nuovo programma. Questo programma parla di messaggi d'amore, riconciliazioni, un po' di tutto riguardo diciamo, tutto quello che riguarda l'amore. È da tanto tempo che siete fidanzati? Un anno e 2 mesi. 1 anno e 2 mesi? Auguri. Grazie. E quindi in procinto che so, al matrimonio? Ancora non se ne Siete sta più parlando. per la convivenza o per il matrimonio? Per la convivenza, visto comunque che faccio un lavoro, svolgo un lavoro che comunque mi porta a stare un po' qua, un po' là, quindi... Però più in là il matrimonio ci sarà pure. Però più in là il matrimonio è una cosa comunque fondamentale, diciamo che insomma, per costruire la famiglia vera e propria ci vuole il matrimonio, capito? Ho capito, quindi per voi prima la convivenza diciamo, sono le basi per un rapporto più... Sì, Infatti, è giusto così. Cosa ne pensate? Oggi come oggi per esempio tante coppie che si sposano e poi il matrimonio fallisce. Secondo voi qual è il motivo di questo fallimento? questo è molto difficile comunque da La dire. troppa libertà che c'è oggi come oggi comunque. La troppa libertà secondo Sì. te?
che magari le coppie si stancano vedendo tutta questa libertà che c'è in giro. Non ti sembra che siamo un po' egoisti, pensiamo un po' a noi stessi? Pure. Pure. Ma è Quindi facile. c'entra anche l'egoismo. Sì, effettivamente comunque sì. Secondo me c'entra pure tanto l'egoismo. Però, ripeto, questo succede ora, nei tempi di ora, però se facciamo un resoconto di quello che è successo in passato, cioè in pratica che c'era l'amore fraterno, in pratica c'è uno magari quando stava con una signora, un signore, insomma, alla fine comunque continuava questo amore e continua tuttora magari, però con I tempi di ora insomma non... forse scegliamo un po' la strada più facile, quando per esempio c'è un problema, quindi magari pensiamo vabbè, ognuno per i fatti nostri e Sì, bisogna- via. Quindi scegliamo sempre la strada più facile, è giusto? Non si affrontano più i problemi Non si come una affrontano più volta. i problemi come una volta. Però- E infatti, dico un'altra domanda molto importante che vorrei fare. Secondo voi come nasce questo sentimento, cioè questo amore, come nasce? Vabbè, il nostro è nato... Per parliamo del caso. nostro. È nato Il nostro è nato per caso, Per caso? Dove vi siete conosciuti? in un bar, con uno sguardo Uno sguardo? e ci È siamo... stato allora un colpo di fulmine? No, vabbè, colpo di fulmine. Si può dire che è colpo di fulmine, comunque anche uno sguardo, poi comunque c'è stata subito magari la voglia Dialogo, di subito. dialogo, la voglia comunque di conoscersi subito, capito? Cioè, e poi niente, dopo una settimana Vi siete messi insieme? e dopo 1 anno e 2 mesi siamo ancora qua, perciò... Ho capito. Oh, va bene, ok. Allora, cari amici di Stranamuri Siciliano, abbiamo intervistato una bella coppia, hanno detto delle cose abbastanza importanti. Speriamo insomma che altre coppie siano come voi e che la pensino allo stesso modo. Ok, grazie. Arrivederci. Ciao, grazie, ciao, arrivederci. Intervistare questo signore, ciao. Ciao, Come ti chiami? Mario, Mario, quanti anni c'hai? 31. 31. Neanche li dimostri, complimenti. Poi fisica asciutto, cose, insomma. Di dove sei? Di Parma. E che ci fai qua? Vabbè, mezzo, un miticcio. Come dice? Sei in vacanza? No, è da 10 anni che ormai abito qua e basta. Dimmi, sei sposato? No, Sei single? sì, Dimmi, che cosa ne pensi dell'amore? è una brutta cosa. E perché? Delusioni, molte cose. Sono... Sei contrario? sì, Sei contrario ad innamorarti? sì, Per questo non sei in cerca dell'anima gemella? giusto, Vuoi rimanere single? sì. Ma secondo te, che cos'è che praticamente fa naufragare i rapporti d'amore del giorno d'oggi? Ci sono molte cose. Tipo? Ma tipo... incomprensione di carattere. Incomprensione di caratteri, molte cose, cioè molte liti che avvengono subito tra le due Tra le due parti? tra le due. Secondo te la gelosia è ammessa in un rapporto di coppia? Sì, poca, però un po'. Però non deve essere ossessiva, giusto? Sì, E tu sei più per la convivenza o per il matrimonio? convivenza. Matrimonio niente. No. Proprio non credi nel matrimonio. Neanche un po'. Se un giorno dovessi trovare la tua anima gemella, Difficile, però si può mai dire mai. mai dire mai. Comunque se un giorno la dovessi trovare, tu pensi che ti innamoreresti? Può essere, ma no quell'amore eccessivo. L'amore è una volta o due. Per innamorarti della tua anima gemella, che cosa dovresti trovare in una persona? Cosa dovrei trovare? Sì, per scattare quell'amore a prima vista, cosiddetto colpo di fulmine, che cosa ci dovrebbe essere nella persona? Mamma mia, che domanda. Ci dovrebbe essere, cosa
Dai, sbilanciati, non ti preoccupare, dai. No, ci dovrebbe essere. Niente, no comment. Niente. Cioè praticamente non scatta il colpo di fulmine. No. Qualche altro colpo va bene, ma il colpo di fulmine manco proprio. quello. Va bene, come hai detto che ti chiami? Mario. Va bene Mario, allora noi ti abbiamo conosciuto, abbiamo saputo i tuoi pensieri, che cosa ne pensi dell'amore, grazie. Oh yeah!